Saluto la Chiesa con la pace del Signore. Per chi non mi conosce sono Gian. Questo progetto qua è un progetto che il Signore mi ha dato nel 2010, dopo avere una esperienza con il Signore, dopo aver stato 16 anni lontano dalle strade del Signore. Il Signore mi ha chiamato e mi ha dato questo progetto. Io subito volevo farlo, però dovevo passare tanti dei processi che all'inizio non volevamo passare. Fa un po' male, ci schiaccia, però sono arrivato nel momento giusto. Il Signore ha aperto tutte le porte. Intanto ringrazio il Signore per questa opportunità di essere qua, ringrazio la Chiesa, il pastore, tutti i fratelli. Ripeto quello che dico di solito quando vengo qua, mi sento a casa, e quindi ringrazio tutta la Chiesa e a questi fratelli qua che hanno lo stesso desiderio nel cuore di annunciare le buone novelle del Signore. Amen. Noi in questo periodo saremo qua insieme questo qua vi dico subito che non è un concerto, ma è un periodo di lode in cui tutti noi saremo insieme a lodare. Quindi non siamo qua per vedere qualche musicista suonare, ma siamo qua per lodare il Signore secondo la consapevolezza che abbiamo della sua gloria. Quindi il modo come conosciamo, abbiamo avuto esperienza con il Signore, sappiamo quello che Lui è e quello che Lui fa. Secondo questo qua noi loderemo, quindi abbiate libertà di lodarlo. Siamo nella sua presenza, qua c'è lo Spirito Santo e dove c'è lo Spirito Santo c'è libertà. Amen? Leggiamo un salmo adesso giustamente per venire d'incontro e sapere che l'Eterno è qua e noi siamo per lodarlo. Perciò fate parte di questo concerto qua, siamo insieme qua e lo spettatore è il Signore. Amen? Amen. Allora, Salmo 96, leggiamo insieme. Cantate all'Eterno un cantico nuovo, cantate all'Eterno abitanti di tutta la terra. Cantate all'Eterno, benedite il suo nome, annunciate di giorno in giorno la sua salvezza, raccontate la sua gloria fra le nazioni e le sue meraviglie fra tutti i popoli, perché l'Eterno è grande e degno di sovrana lode, egli è tremendo sopra tutti gli dei. Amen? Chi è contento di essere qua per lodare a Dio? Amen? Alleluia, Dio è buono in ogni tempo, amen. Alleluia, vogliamo veramente lodare il Signore. Questa è una gioia per noi essere qui con voi, veramente. Lasciare ogni cosa fuori e lasciare a Dio il controllo, perché Lui è colui che veglia su di noi, è colui che ci ama. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio, affinché chiunque creda in Lui non perisca ma abbia vita eterna. Vogliamo un attimo chiudere i nostri occhi. Signore Padre, degno tu sei. Signore, grazie Padre, perché non meritavamo tanta grazia, però tu Signore hai fatto una cosa nuova, Signore, hai fatto ogni cosa nuova in noi. E ti ringraziamo perché tu ci hai amato per primo, Signore. E noi questa sera desideriamo, Padre, lodarti con tutto il cuore, Signore. Alleluia, dare lode e gloria con tutto quello che possiamo donarti, Signore. Amen, amen, alleluia. Inizieremo, cari, con un po' di lodi. E il primo canto dice quello che Dio dice di me, Lui è colui che ci libera, è colui che ci riscatta, amen. Continueremo con un canto Yahweh si manifesterà. Sappiamo che il nostro Signore ha tantissimi nomi nella sua parola, nella parola di Dio. Tra questi c'è Yahweh, io sono colui che sono. Rafa, il Signore che guarisce, amen, perché il Signore è potente a liberare, a guarire ancora anche questa sera. Amen, dichiariamolo. Shaddai l'onnipotente, Elohim il creatore, il forte, Jireh il Signore che provvede, e Adonai il Signore, un Signore che veramente è Lui che si è avvicinato a noi, come abbiamo detto ci ha fatto nuove creature. E questa sera rendiamo a te ogni cosa, Signore, e ci vogliamo arrendere a te, Signore. Ancora quanti questa sera sono qui per la prima volta? Alleluia, presentiamo queste anime, alleluia, affinché il Signore possa parlare ai cuori, amen. A quanti magari si sono allontanati, che questa possa essere una serata nel quale il Signore è ancora qui per parlare al tuo cuore e per aspettare che tu ritorni a casa, la casa del Padre, perché Egli è il Padre Celeste. Amen. A Dio tutta la gloria.
apparteniamo, alleluia, apparteniamo a Cristo. Grazie Signore, alleluia, alleluia. Alleluia Signore. Si sente la tua gloria in mezzo a noi, grandi cose stanno
Degno sei tu, Signore. Amen. Amen. Alleluia. Ancora questa sera, Signore, noi possiamo dichiarare che il tuo sangue ci ha lavato, che il tuo sangue ci ha purificato, e continua a farlo, perché abbiamo di continuo bisogno che il tuo sangue, Signore, alleluia, ci lavi e ci purifichi, Signore. Alleluia, sì, perché veramente, Padre, noi eravamo erranti, distrutti. Signore, dove andavamo senza di te? Dove andiamo senza di te? Dove andremo senza di te? Alleluia. Abbiamo bisogno di te costantemente. Degno sei, Signore. Grazie. Grazie perché tu fai ogni cosa nuova e noi desideriamo lodarti e dichiarare che sei Re. Amen. Amen. Alleluia. Ero solo
altra parte, ma abbiamo deciso di essere qui. Alleluia. Sei tu l'unica ragione della adorazione, oh Gesù. Sei tu la mia vera gioia e la mia speranza, oh Gesù. Signore, mi hai sempre aiutato, la tua salvezza mi hai donato. Oggi ho gioia nel mio cuore, col mio canto ti loderò. Io ti loderò, io invidio, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, io invidio, io ti loderò, caro Gesù. Ogni tempo ti loderò, in ogni tempo ti loderò, in ogni tempo ti loderò, io ti loderò, io invidio, io ti loderò, caro Gesù. Io ti loderò, io invidio, io ti loderò, caro Gesù. Alleluia, gloria al tuo nome. Alleluia, sentitevi nella libertà di alzarvi o di stare seduti, però sappiamo che con questo canto dichiariamo che Lui è Re, che Lui è Re, e quindi alleluia, vogliamo innalzare il nome tuo, alzando anche le mani, perché alzare le mani al Re dei Re veramente ci apre il cuore, ci apre la mente, e possiamo permettere che il Signore possa prendere il controllo di ogni pensiero. Amen. Alleluia. Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù. Tu sei Re.
figli di Dio si radunano insieme per adorarlo, sembrano dei fanatici, dicono ma che stanno facendo? Però per una partita di pallone, per qualche torneo, come la gente acclama i giocatori? È vero o non è vero? E noi abbiamo il dovere, oltre che l'onore, di poter dichiarare ad alta voce che Dio è sovrano, che Cristo è morto per i nostri peccati, ma è risuscitato e ritornerà, sta per tornare, amen? Alleluia! Quindi veramente dichiariamolo che Lui è il sovrano, che Lui è il Re dei Re. Non dobbiamo vergognarci, abbiamo un chiaro proposito, amen? Abbiamo un chiaro proposito di portare le persone a conoscere Cristo Gesù, alleluia, alleluia, la sua parola è vita, gloria a Dio, alleluia, la sua parola è vita, è ancora qui quest'oggi per vivificare, gloria a Dio, alleluia, alleluia, noi abbiamo un Dio sovrano che spezza i legami, che spezza le catene, che ha guarito leprosi, che guarisce ancora quanti si trovano in una lepra spirituale, alleluia, Lui ancora oggi vuole fare cose grandi, cose potenti, è meraviglioso, alleluia, alleluia Signore, crediamo in questo, crediamo in un Dio onnipotente e dichiariamo che Lui è meraviglioso, amen, alleluia. Meraviglioso sei, chi è pari a te, Gesù. Solo tu puoi ristorare e rinnovare il mio cuore. Meraviglioso sei, nell'eternità di canto mio sarai, hai conquistato ogni parte
alleluia. Degno sei tu, Signore. Come dice il Salmo 95, venite, cantiamo con gioia al Signore, acclamiamo alla rocca della nostra salvezza. Presentiamoci a Lui con lodi, celebriamolo con salmi, poiché il Signore è un Dio grande, un gran Re sopra tutti i cieli, sopra tutti gli dei. Nelle sue mani sono le profondità della terra e le altezze dei monti sono sue. Suo è il mare, perché Egli l'ha fatto, e le sue mani l'hanno plasmato, la terra asciutta. Venite, adoriamo e inchiniamoci, inginocchiamoci davanti al Signore che ci ha fatto, poiché Egli è il nostro Dio e noi siamo il popolo di cui ha cura e il gregge che la sua mano conduce. Amen. Alleluia. Entra tutto qui, la casa è già pronta, stiamo aspettando per incontrarti, splende la tua gloria, mi avvolge con tuo fuoco, vieni, prendi il posto tuo, noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e tutto ti offriamo, per sempre canteremo. Noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e tutto ti offriamo e per sempre canteremo. Tutto qui, la casa è già pronta, stiamo aspettando per incontrarti, splenda la tua gloria, noi avvolgi con tuo fuoco, vieni e prendi il posto tuo, noi ti invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e tutto ti offriamo e per sempre canteremo. Noi ci invochiamo, accendi la fiamma e che venga il tuo regno. Noi ci arrendiamo e tutto ti offriamo e per sempre Chiesa. Lo sposo viene, lo sposo Alleluia, Signore Padre, perché veramente, Signore, tu sei lo sposo, Signore, noi siamo la tua sposa, la tua chiesa, Signore, alleluia. La tua chiesa ti acclama, Signore. Sappiamo, Signore Padre, che nonostante le difficoltà, le tribolazioni, Signore Padre Santo, alleluia, tu, Signore, fai una via, alleluia,
una via dove via non c'è, Signore. Alleluia, una via, Signore, dove gli uomini, Signore, non vedono soluzione, Padre. Tu sei la soluzione. Tu sei la soluzione, Padre. Alleluia. Alleluia, Signore, Padre. Perdona i nostri peccati. Signore, Padre, se ci sentiamo falliti, sappiamo che è la Tua presenza, Signore. Alleluia. Non c'è fallimento, Signore, perché dichiariamo, alleluia, che la croce, su quella croce hai vinto ogni cosa. Hai vinto ogni cosa, alleluia. Alleluia, tu hai fatto una via e continui a farla. Il cammino sei tu, la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di Gesù. Nessuno va al Padre se non per mezzo di Gesù Cristo. Alleluia. 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 Chiudi i tuoi occhi in questo momento. Alleluia. Qualsiasi sia la situazione della tua vita, alleluia, sappi che Dio vuole prendere il controllo. Questa sera, non dopo fuori di qua. No, dopo non sai cosa succederà. Adesso, qui, questa sera, in questo momento, Dio desidera veramente che tu possa veramente vedere Lui al centro della tua vita, perché Lui ha cura di te e Lui ti ama, ti ama. Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ha detto, Lui la manterrà. Dio farà una via dove via non c'è. Dio farà una via, la farà per te. Ciò che Lui ha promesso, Lui lo farà. Ciò che Lui ha detto, Lui lo manterrà, perché Lui è fedele. Lui è fedele. Lui è fedele con te. Lui è fedele. Lui è fedele con me, dillo a te stesso, con me, perché Lui è fedele, Lui è fedele, Lui è fedele. Sola cosa che di più prezioso ho è un vaso d'alabastro, lo rompo ai piedi tuoi, tu vali molto più dell'olio mio Gesù, soltanto te desidero, gloria tua. Spando il mio cuore davanti alla
cosa più preziosa, l'olio d'alabastro. Però sapete, quest'olio non aveva la funzione, non veniva usata per degli scopi proprio appropriati, perché questa donna era una peccatrice. Però questa donna ha capito che stava arrivando l'unto, che figlio di Dio si era fermato alla casa di un uomo e che quest'uomo poteva operare grandi cose, operare miracoli e cambiare e trasformare la sua vita. Lei ha preso questo vaso che aveva quest'olio profumato, importantissimo, e l'ha rotto, ha spezzato questo vaso. Questo vaso rotto significa veramente arrendersi a Cristo e dire: io mi rompo davanti a te, Signore. Non voglio più tornare ad essere quella che ero, non voglio più essere quello che sono stata, non voglio più fare le cose che ho fatto. Ma mi rendo a te, verso tutto quello che ho, quest'olio, e lo porto a te, Signore. Ha fatto tutto questo perché sapeva che Dio aveva un'opera grande per la sua vita. E ancora oggi sentiamo parlare di questa donna che ha rotto questo vaso, ha portato i pesi ai piedi del Signore. Signore, noi questa sera, veramente, come questa donna, vogliamo offrirci a te come sacrificio di lode, Signore, come sacrificio di lode, Padre, veramente essere ai tuoi piedi, Signore, arrenderci, chiederti perdono, essere lavati da te. Padre, grazie perché tu ancora puoi farlo. Puoi ancora farlo e noi possiamo dire che siamo qui, offrirci dinanzi a te, Signore. Alleluia. Vogliamo ancora ripetere: la sola cosa che di più prezioso ho è un vaso d'alabastro. Se tu hai bisogno questa sera di rompere questo vaso e chiedere a Dio di farti un vaso nuovo, un vaso per la gloria sua, un vaso nuovo, sappi che Egli ha qualcosa in serbo per te di speciale. Amen? Alleluia. Mentre cantiamo questo, chiedi in cuore tuo al Signore di fare quest'opera in te questa sera, ma chiediamolo tutti, perché abbiamo bisogno tutti di Dio, tutti quelli che sono giovani nella fede, quelli che hanno più anni, abbiamo bisogno di essere continuamente veramente dei vasi ad onore per il Signore. Amen. La sola cosa che di più prezioso C'era un giorno in cui un uomo andò incontro a Gesù. Era un uomo straniero che viveva laggiù, molto amato da tutti per le sue virtù. Ho sentito parlare così tanto di te, c'è un mio servo che muore, io so che non c'è uno che può salvare all'infuori di te.
prego, Signore, non entrare da me. So che il mio cuore non è degno di te. Con una parola sono certo, Signore, potrai guarire questo mio servitore. Perché anch'io sono un uomo e so quello che fa. E se dico ad un soldato deve andare in là, il mio servo fa questo e lui lo fa. Non esiste in Israele una fede così, disse allora il Signore, rivolgendosi a chi stava lì ad ascoltare il servo uguale. Io ti prego, Signore, non andare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro il mio cuore, quando non ho nessuno al di fuori di te, e mi sappia capire, che mi possa guarire, e che cresca ogni giorno la mia fede per te. Io ti prego, Signore, non entrare da me, perché so che il mio cuore non è degno di te. Ma con una parola sono certo, Signore, tu potrai guarire questo mio servitore. Io ti prego, Signore, entra dentro il mio cuore, quando non ho nessuno al di fuori di te, e mi sappia capire, che mi possa guarire, e che cresca ogni giorno la mia fede per te, e che cresca ogni giorno la mia fede per te, e che cresca ogni giorno la mia fede per te, Gesù. Alleluia! Degno sei, Signore. Vogliamo alzarci in piedi così chi possiamo cambiare posizione, amen? Alleluia! Venga il tuo regno, Signore, gloria al nome tuo. Con le mani. Opera tua, Signore, faremo con cuore. Gesù è il nostro Dio, vogliamo annunciare. La gloria non a noi, ma sia solo a te.
Sì, io so che sempre sei al mio fianco. Sì, ed io so che niente può accadere se non lo consenti. Imparare a confidare solamente in te, imparare ad affidare solamente a te. Tu sei mio Signore, tutto coopera per il bene di quelli che ti amano. Tutto coopera per il bene di quelli che ti amano. Sì, io so che sempre sei al mio fianco, ed io so che niente può accadere se non lo consenti. Voglio imparare a confidare solamente in te, imparare ad affidare solamente a te. Tu sei mio Signore, tutto coopera per il bene di quelli che ti amano. Tutto coopera per il bene di quelli che ti amano. Tutto coopera per il bene di quelli che ti amano. Tutto coopera per il bene di quelli che ti Lo credi? Amen? Io lo credo. Ho bisogno di credere perché so che tutto coopera per il bene di quelli che ti amano, Signore. Ma non perché ho solo bisogno, perché è così, è dichiarato nella tua parola, tutto coopera. Tutto coopera per il bene, amen, di quelli che ti amano. Tutto coopera per il bene di quelli che ti amano.
ciò che tu sei. Allora mostrati Signore, nella tua gloria e con tutto il tuo splendore. Siamo qui davanti a te, gloria a te, Signore. Alleluia, alleluia. Adesso canteremo quest'ultimo canto. Amore grande, profondo e sublime. È un canto che ha tanti anni, vero pastore, però è come la parola di Dio, è sempre attuale. Amen? Amen. Quindi l'amore di Dio è un amore profondo e al di fuori di questo amore non c'è nient'altro. Amen. Amore grande, profondo e sublime, questo è l'amore del mio creatore. Non c'è niente nel mondo che possa eguagliarsi al grande amore del mio Salvatore. Dio d'amore, oh Dio d'amore, solo sei tu, l'Iddio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore. Il sol non ci ama, ci comprende e ci guarda, ma tutto il male che esiste nel mondo, per questo l'adoro con l'anima mia, perché mi ha dato Gesù, dolce calma. Prendiamoci per mano. Dio d'amore, prendi la mano e ti tieni a fianco, alleluia, e dichiara che Dio è Dio d'amore. Il Dio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è amore. Solo sei tu, l'Iddio d'amore, non c'è altro Dio, no, non c'è fuori di te, no, non c'è fuori di te, per me non c'è Alleluia. Accomodatevi. Gloria a Dio. Quanti stanno meglio di quando sono entrati? Alleluia. C'è dinamite nella lode? Siete d'accordo?
Quando adoriamo il Signore, qualcuno ha detto, è come un insetticida per il nemico. Scappa via il diavolo da noi, quando noi adoriamo il Signore con tutto il cuore. Stasera voglio raccontarvi, cercherò di essere breve. Abbiamo cantato il cantico Io mi arrendo, ignoro. Uno dei miei canti. Sono vecchio io nella fede, sono nato nella fede, cresciuto nella fede. La settimana prossima compio 65 anni. Ma ci fu una domenica che io andai a prendere mio padre in chiesa. Voi volete stare lì? Volete accomodarvi? State qui? Bene, come volete. Se siete stanchi, accomodatevi. Ero convinto che il culto fosse già finito, perché di solito dura 1 ora e mezza. Mio padre era molto anziano e mia mamma mi disse: vai a prendere tuo padre, non farlo tornare da solo a casa. Io giocavo a calcio. Dio d'amore non c'è nessun altro Dio. Il mio Dio era il pallone. Il mio Dio era il calcio. Io nasco come carriera calcistica, nasco nella società del Napoli, poi pian piano ho giocato fino alla primavera e quindi andai a prendere mio padre. Avevo già fatto la mia esperienza con il Signore da ragazzino, sono nato in chiesa, ho fatto le scuole domenicali, mi sono battezzato all'età di 15 anni, perché il Signore mi battezzò nello Spirito Santo quando avevo 14 anni. E quindi sono stato uno dei più giovani a essere battezzato in acqua, perché non si battezzava agli adolescenti. Però il pallone era più forte di Dio. Io ero innamorato del pallone. Io dormivo con il pallone dietro la testa. Qui abbiamo tanti brasiliani, no? Sono un po' come i napoletani. Io sono napoletano. E quindi andai a prendere papà, ero convinto che il culto fosse terminato, invece no, perché Dio stava aspettando proprio me. E il pastore predicò questo passo che vi leggo. Lo troviamo, se lo vuoi mettere Deborah, in Matteo e in Luca capitolo 12, dal versetto 13 fino al versetto 21. Molti della Chiesa non hanno mai sentito la mia testimonianza, è vero o no? Quelli che siete della mia comunità. Stasera la sentite. Infatti ho detto a Gian, non so neanche quello che predico, non so, vero Gian? E il Signore mi ha detto, racconta la storia, perché servirà a qualcuno questa sera. Sono convinto che se tu sei qui è perché il Signore ti ha portato qui. Ora un uomo della folla, dal versetto 13, gli disse, maestro, di a mio fratello che dividi con me l'eredità. Ma Gesù gli rispose, uomo, chi mi ha costituito su di voi giudice o spartitore? Poi disse loro, state attenti. Vedete, questo stare attenti mi rimbalzò nella mia mente tutto il giorno seguente e i giorni della settimana successiva, perché io andai a fare gli allenamenti e c'era una società che mi venne a vedere perché io dovevo passare come professionista. Poi disse, state attenti e guardatevi da ogni avarizia, perché non è nell'abbondanza dei beni che uno possiede che egli ha la sua vita. E disse loro una parabola. La campagna di un uomo ricco fruttò abbondantemente. Egli ragionava così fra sé, che farò, poiché non ho dove deporre i miei raccolti? E disse, questo farò, demolirò i miei granai, ne costruirò altri più grandi, vi raccoglierò tutto il mio grano e i miei beni, e dirò all'anima mia, anima, tu hai molti beni ammassati per molti anni, riposati, mangia, bevi e divertiti. Ma Dio gli disse, stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandato. E quello che hai preparato, di chi sarà? Così è di chi accumula il tesoro per sé
e non è ricco davanti a Dio. Andai a casa con mio padre, tutta la notte avevo questo stolto nella mia mente. Stolto. Questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. Il giorno seguente andai agli allenamenti, al martedì feci gli allenamenti con la prima squadra. E in quell'occasione uno dei calciatori mi venne sulla mia gamba sinistra e mi spezzò completamente la gamba. Io ho la rotula, questa qui è una rotula di plastica, questa qui, legamenti crociati anteriori, menisco, tutto quanto. Se voi vedete io ho una ferita da qui a qui e da qui a qui. Stolto, questa stessa notte l'anima tua ti sarà ridomandata. Non posso mai dimenticarlo, perché mi portarono a uno degli ospedali più importanti dell'ortopedia di Napoli. Subito mi portarono in questa sala per tenermi in trazione la gamba, il ginocchio non riusciva a tenersi, era impossibile, si fece come un pallone e così fui operato. Ma in quell'intervento, prima di andare in sala operatoria, disse a mio fratello, ai miei fratelli, disse: per favore, mio padre mi regalò una Bibbia e mi fece una dedica davanti. E io dissi: se per favore potete portarmi la Bibbia che papà mi ha regalato. Io presi quella Bibbia prima di entrare nella sala operatoria, disse: Signore, ho capito. C'era qualcun altro che aveva preso il tuo posto. Noi facciamo tanti programmi nella nostra vita, facciamo tanti progetti nella nostra vita, pensiamo che viviamo per l'eternità, pensiamo che facciamo dei progetti. Sicuramente questa sera, se io dovessi dire qual è il tuo progetto futuro, forse già in mente che cosa vuoi fare, ma ci dimentichiamo che siamo polvere, siamo niente. Mio fratello maggiore l'altro ieri ha fatto un ictus. Si è seduto dal divano, si è alzato dal divano e si è sentito un po' arrossato, non mi sento bene, ha fatto un ictus in sala intensiva. Facciamo i programmi, ma dov'è Dio nei nostri programmi? Credo che questa sera, se sei qui, è perché Dio vuole parlare al tuo cuore, alla vita nostra. Allora io dissi: Signore, se io uscirò da qui, da questa sala operatoria, ti prometto che voglio servirti. Non l'avessi mai detto, il Signore mi ha preso sul serio. E mi ha dato questo compito. Ministero, non l'avrei mai immaginato. Però sapete cosa? I miei amici calciatori, non ce n'era uno fuori dalla sala operatoria. Quando io uscii dalla sala operatoria ero convinto che era uscito il giorno stesso, la sera stessa che ero stato operato. Invece io uscii dopo 9 giorni perché andai in coma per 9 giorni. Perché il mio intervento durò 11 ore. Quando il giorno seguente poi venne il professore che mi operò, e allora lui mi fece il disegno sul gesso, perché allora non era come adesso, non so adesso forse con la rotula, ma so che con i menischi l'intervento non è così complicato, ma io ero ingessato, mi svegliai tutto con questa gamba, in 6 mesi sono stato ingessato, 6 mesi, e lui mi fece il disegno sul ginocchio, parlava poco italiano perché era un francese, e lui disse: qualcuno ha guidato la mia mano, perché nel tuo intervento 2 degli attrezzi dei ferri si sono spezzati. Non riuscivamo a prendere i legami,
ma qualcuno ha guidato la mia mano. Io sapevo chi è qualcuno che ha guidato la mano. Dio non mi ha mai dimenticato. Anche quando io avevo fatto del pallone il mio Dio, Lui non mi aveva mai dimenticato. E quando mi svegliai e uscii fuori dalla sala operatoria, trovai tutti i ragazzi della chiesa, che io avevo abbandonato. Erano lì che pregavano per me. E avevano pregato per me. Io mi arrendo, Gnò. Tutto a Cristo io mi arrendo. Tutto a Cristo io mi arrendo. Arrendersi al Signore vuol dire la mia vita appartiene al Signore. Tutto quello che io faccio è suo. Quando mi alzo al mattino è solo per la sua grazia. Quando vado a letto la sera è per la sua grazia. Quando apro gli occhi al mattino è per la sua grazia. Tutto quello che ho è suo e se lo può prendere quando vuole. In un attimo, stolto, questa stessa notte, tu mi darai conto dell'anima tua. E che cosa sarà della tua anima? Puoi fare tutti i programmi della vita. Che giova all'uomo guadagnare il mondo intero e perdere l'anima sua? La nostra vita qui può durare anche 100 anni, ma che cos'è a confronto all'eternità? Ma ti dirò di più. Avere Cristo nella nostra vita oggi è una grande benedizione. Perché io nulla so del mio domani, ma il mio domani è nelle mani del Signore. Allora, questa sera io sono certo, sono sicuro che il Signore sta parlando proprio al tuo cuore, perché tu possa fare una scelta. Qui non si tratta di cambiare religione. Non si tratta di passare dal cattolicesimo agli evangelici o evangelici, no. Nel cielo non ci sono le denominazioni, gli evangelici, cattolici, battisti, tutte queste cose le ha creato l'uomo. Ma Gesù ha detto: chi crede in me ha vita eterna. E io lo voglio ringraziare perché lui quel giorno mi ha saputo fermare e mi ha fatto capire. Io già mi vedevo, già vedevo il mio nome, già vedevo me un calciatore, già vedevo i miei guadagni. Io ho tanti beni davanti a me. Io dirò all'anima mia, io farò. Ma cosa? Io. Davanti all'io mettiamo la D. Dio. Non io, ma Dio. Io dirò, io farò, io dirò all'anima mia, mangia, bevi, godi. Conoscevo un uomo, questo vi farà ridere e poi ho terminato. Conoscevo un uomo che c'era una gallina che girava per il suo giardino. E lui parlava con la moglie e dice: quella gallina là domani come la vorremmo fare secondo te? La facciamo al forno? La facciamo con le patate? Come la vogliamo fare? Qui dicono in umido. Ma mentre parlavano, dice: vabbè, stasera poi ne parliamo. Ma si addormentarono e il giorno seguente lui era morto e la gallina girava per tutta la casa. Come la vogliamo fare? Affida i tuoi progetti a Dio. E prima di dire qualcosa, come dice la parola di Dio, impariamo a dire: se il Signore vuole, se Dio vorrà, io farò. Signore, io non so che cosa tu hai in programma per me, però io vorrei che questa sera ognuno di noi potesse dire: Signore,
la mia vita appartiene a te. Se non hai ancora fatto un'esperienza con il Signore, se non lo hai ancora conosciuto, sappi che viene il momento in cui il Signore ti domanderà che cosa vuoi fare della tua vita, che valore stai dando alla tua vita. Forse tu pensi che non vali niente, no. Io questa sera ti dico, invece tu hai un valore eterno. Sai perché hai un valore eterno? Perché Dio ti ha tanto amato che ha mandato Gesù a morire in croce per te. Ha dato il suo proprio figlio per te. Daresti tu qualcosa, compreresti qualcosa che non vale niente? No. E allora perché a volte pensiamo di non valere tanto? Che valore stiamo dando alla nostra vita? Diamogli il giusto valore che Dio ha dato. Siamo preziosi agli occhi del Signore. Siamo qualcosa di grande valore per Lui. Siamo unici. Ognuno di noi ha una propria identità. Ognuno di noi ha delle caratteristiche che altri non hanno. La pupilla del tuo occhio è solo tuo, non ce ne sono altre simili. Le impronte digitali sono tue, non ce ne sono altre. E Dio ti ha creato così e ti ha creato in modo stupendo, meraviglioso. Quando più, se Lui viene ad abitare in te, tu diventi il tempio dello Spirito di Dio. E allora la tua vita prende valore. E allora tu potrai dire, Signore, non so che cosa mi accadrà domani, non lo so quello che succede, ma io so soltanto una cosa, che io oggi, questa sera, voglio dichiarare apertamente con la mia bocca che la mia vita appartiene a te. Amen. Cosa dite se ricandiamo tutti a Cristo? Venite su. Amen. Poi dopo fermatevi qui tutti quanti che abbiamo da mangiare. Spostatevi, spostiamo le sedie. Ma vorrei che questo cantico diventa il tuo canto. Amen. Poi avremo un'agape insieme. Ma questo canto è stato un canto per me forte, perché è qualcosa di meraviglioso. È un patto che noi facciamo questa sera. Io mi arrendo ognor. E a chi mi arrendo? Mi arrendo a Cristo. Tutto a Cristo io mi arrendo. Amen. Alziamoci in piedi. Forse tu sei qui per la prima volta. Per le prime volte sei qui e quello che stai vedendo forse ti sconvolge. Lo posso capire. Però io so una cosa, che questa sera lo Spirito Santo parla al tuo cuore, perché è Lui che tocca i nostri cuori, è Lui che parla al nostro cuore. E io chiedo allo Spirito Santo di toccare il tuo cuore questa sera in modo particolare, che tu possa chiedere questa sera, per favore pastore prega per me, per favore pastore prega per me. Io desidero che tu possa pregare per me. Non ho tanto dimistichezza nella preghiera, non so nemmeno che cosa dire. E allora questa sera tu troverai degli amici che vogliono pregare per te, vogliono pregare con te. Allora mentre cantiamo questo canto, se tu vuoi che noi preghiamo per te, vieni pure davanti, io pregherò per te. Semplicemente una preghiera. Alleluia, dillo, io mi arrendo ognor. Io mi arrendo. Tutto a Cristo. Tutto a Cristo, io mi arrendo, io mi arrendo. Arrenditi al Signore. Io mi arrendo, io mi arrendo.
questo io mi arrendo. Alleluia, non sai il domani cosa ti aspetta, ma questa sera, oggi è il giorno della salvezza. Alleluia. Stolto mi disse il Signore. Alleluia. Oh, alleluia. Come arrendo, noi siamo come un libro aperto davanti a te. Non possiamo nasconderti nulla, Signore. Tu conosci ognuno di noi che è qui questa sera e sai se c'è idolatria nel nostro cuore. Chi è che viene prima di te? Questa sera, Signore, ti prego affinché ognuno, Signore, possa esaminare la propria vita e possa dire: Signore, regna in me. Signor sovrano, regna in me. Fa che tu prendi il primo posto nella mia vita, perché tu sei, Signore, il mio buon pastore. Grazie perché hai dato la tua vita, Gesù, per me, affinché io abbia vita e vita d'esuberanza. Questa sera perdonaci, Signore, se qualche cosa ha preso il primo posto nella nostra vita, se abbiamo fatto progetti senza di te. Ma Signore, vogliamo dirti, vogliamo te nei nostri progetti, perché tutto quello che tu benedici sarà benedetto per sempre. Benedici le nostre case, benedici le nostre famiglie, Signore, benedici le nostre attività, il nostro lavoro, benedici questa Chiesa, Signore. Spandi il tuo spirito, non far mancare mai la tua presenza in mezzo a noi, perché è quello che fa la differenza. Grazie Spirito Santo. Signore, benedici anche questi cari che questa sera sono stati con noi nel lodare e benedire il tuo nome, nell'aiutarci nell'adorazione, Signore. Fa che ognuno di loro sia uno strumento nelle tue mani per essere usato da te. Signore, una doppia porzione del tuo Santo Spirito sulle loro vite, sulle loro case, sulle loro famiglie, Signore, sulle loro attività. Ma Signore, anche loro questa sera che possono dire: Signore, io mi arrendo ancora a te. Ci arrendiamo a te, Signore. Alleluia. Gloria a Gesù. Alleluia. Amen. Alleluia a te, Gesù. Gloria a te, Signore Dio. Gloria a te, Signore. Grazie, Signore, per Carmela. Grazie, Signore. Dio. Amen.
Vogliate rimanere con noi, se gentilmente però vi spostate in modo che preparano i tavoli. Abbiamo bisogno di qualche fratello che ci aiuta a mettere i tavoli. Va bene? Abbracciate, salutatevi l'un l'altro con l'amore del Signore.